177esima escursione, terza volta nostra qui a Fossombrone. Nella mia terra. Siamo tornati in terra marchigiana, un po' che mancavamo, e oggi partiamo da Casa Sant'Ubaldo. Qui ti lascio le coordinate da dove partiamo, che si può anche arrivare in macchina. La strada è un po' dissestata, tocca andare piano, io l'ho fatta tutta in prima da Sant'Anna del Furlo a qui, però si fa. E partiamo da qui per fare un anello a Monte Paganuccio. L'abbiamo sempre visto quando eravamo dall'altra parte della gola del Furlo, ma non ci siamo mai stati, perciò mi sembrava giusto e tempo e ora di andare a vederlo. Cavalli al pascolo. Ancora in salita, e questa qui abbiamo visto che è una tratta dove ci viene anche molta gente in bicicletta. Ci sono proprio percorsi dedicati alla bici, infatti abbiamo già beccato dei ciclisti con mountain bike naturalmente. E siamo arrivati qui, sembra a un bivio. Sonia, fai un bel check. Allora, il sodo, sì, me lo ricordo mentre stavo programmando, mentre stavo qua. Sì? La traccia dice che dobbiamo girare a Temperatura perfetta, se non fosse che tira un po' di vento in alcuni tratti che dà un po' fastidio, per il resto è giornata perfetta. Arrivati al Monte Paganuccio, che se non erro è il punto più alto che toccheremo oggi, e da qui andremo a scendere e poi anche a risalire. Però Monte Paganuccio si riconosce perché, ho letto su internet, c'è un'antenna, e proprio dal Monte Paganuccio che abbiamo appena lasciato qui sembra che si entri un po' nel bosco, ci sia un po' più di vegetazione. Comunque siamo sorpresi che ci sono parecchi segnali, sono anche nuovi. Invece nelle escursioni precedenti dall'altra parte al Monte Pietralata avevamo avuto qualche problema, diciamo, non c'erano tutti quei segnali, questi segnali. Arrivati, adesso andiamo a vederlo, è giusto il bivacco, ma non credo si potrà entrare. Rifugio Cai Fabbri, ma per entrare devi prenotare. Mi sa che ci si può anche dormire dentro, comunque si vede veramente ben tenuto, guarda gli infissi e le porte. E qui c'è un bivio. Sonia sicura, gira a destra, neanche controlla, proprio bam. Qui il sentiero bello ampio e anche segnato, impossibile perdersi. Qui lungo il percorso c'è questo cartello. Sembra quasi che cambia la numerazione, adesso me ne sono accorto, del sentiero. Adesso controllo anche sulla mappa. Comunque ben venga, perché ci dice dove siamo, la quota, perciò adesso faccio un check anche sulla cartina. Bene, questi cartelli nuovi si vede in mezzo al percorso, anche se non c'è nessun bivio. Siamo usciti dal boschetto e si apre un gran bel panorama adesso. E si vede anche il mare in lontananza, che un po' si è aperto, anche da prima si vedeva, ma c'erano un po' di nuvole basse, si faceva un po' più fatica. E continuiamo a salire, però finora, aspetta che mentre lo dico tocco le touch hood, come si dice in inglese, è una salita soft, che non arreca problemi, giusto Sonia? giustissimo. Guarda come si inerpica. Arrivati al cancello
E difatti, come si vede qui, questo è il cancello, infatti qui c'è un bivio di 2 strade, esattamente qui. E qui in questo bivio lasciamo la strada sterrata per andare a salire di qua. Cancello e serbatoi e abbevertoi anche. Sì. Chiuso. Salita ancora per poco, ci dice la Sonia, e si riapre come sempre questo gran bel panorama, bello bello, vecchio altopiano, cavalli al pascolo anche qui. Ultimi passi in salita, si vedono le antenne che abbiamo visto prima, perciò ci siamo, e qui c'è anche un cartello caduto, ma almeno ci dà idea di dove siamo. Proseguiamo e secondo me, ribadisco, la salita fra un po' sarà finita, magari pranziamo anche. Alla fine ci fermiamo qui perché abbiamo trovato questo bel blocco di cemento, visto che è ora di pranzo. Adesso andiamo tutto a scendere, di conseguenza sarà più easy. E mi sparo pizza, c'è il formaggino e via, dai, sgranocchiamo qualcosa. Panino con il salame. Di ogni. Mangiare abbiamo mangiato velocissimamente, adesso qui abbiamo aperto il bar con acqua, caffè e grappa. Poi ricominciamo, Veramente apprezzato questo blocco di cemento. Pranzatino finito, riprendiamo e Comoda ci dice di scendere qua giù, mi parve. Arrivati a un bivio, la Sonia testa le panchine, perciò complimenti intanto al parco che ci fornisce anche le panchine. Oltretutto queste panchine qui erano segnate anche nella cartina, esattamente qui, perciò cartina aggiornata. Complimenti a quelli della cartina. Bivio e noi proseguiamo. E fortuna che Sonia c'ha comoda la traccia GPS, perché io con la cartina non so se avrei imboccato questo sentiero, e adesso andiamo a scendere di qua. Si arriva nello stesso punto anche facendo questo sentiero. Ma la Sonia vuole vedere il bivacco e perciò tocca passare di qua. Qui in questo punto si sente un odore di vaniglia buonissimo. Simil vaniglia, adesso non... Se qualcuno sa di cosa si tratta, faticelo sapere nei commenti. Non è la prima volta che passando per borghi così ci sono proprio delle zone in cui c'è un odore molto buono. Arrivati, qui c'è il bivio, a parte che anche qui ben tenuto, c'è un'area picnic, qualcuno gli ha fatto anche il fuoco nello spazio dedicato, e qui c'è questo. Dovrebbe essere un bivacco, adesso andiamo a vedere. Le scale sono un po' dismesse. Già, Ci vuole la chiave. Sonia ci dice che è chiuso. Qui a Fossombrone se la giocano chi ci sono di più, o panchine o cavalli. Che cavalli non scherzano con il puledrino. E noi adesso passiamo di qua.
faccio io, tieni. Giustamente richiudere dopo, se no i cavalli ce li ritroviamo in città. E via. A pochi passi dalla macchina siamo praticamente arrivati e via. Il pezzo finale abbiamo fatto un po' fuori traccia perché volevamo tagliare, ma alla fine non ci siamo riusciti. 177esima escursione finita, terza volta qui a Fossombrone. Siamo arrivati dove siamo venuti, Ca Sant'Ubaldo. Abbiamo fatto il nostro bel girettone ad Anello, che si è chiuso sempre qui. Abbiamo superato i 16 km, siamo arrivati a Monte Paganuccio, il punto più alto che abbiamo trovato, che abbiamo raggiunto oggi. Abbiamo fatto un po' di saliscendi. Comunque abbiamo tenuto un buon ritmo perché erano salite, ma non erano salite con una percentuale elevata, perciò si fa e abbiamo camminato molto, è piaciuto. Non ci eravamo mai stati, né io né la Sonia, che è indigena del luogo, Già. che gli ha dato i natali proprio qui vicino, perciò è stata una bella scoperta per entrambi. Tutto bene. Il percorso è ben tenuto, pieno di segnali, quindi credo che sia impossibile perdersi, però munitevi sempre di cartina e GPS. Che è meglio, abbondare che difficile. Ci sono anche, soprattutto nell'ultimo tratto, parecchie aree picnic, perciò come queste, sedie, tavoli, eccetera, eccetera, che ben vengano. E così, tempo oggi è andato da Dio, tirato un po' di vento, ma per il resto io sono in desabille assolutamente estiva, con scarpe estive, perciò è andata bene così. E adesso andiamo a casa, andiamo verso casa. Se ti è piaciuto il video, vuoi vedere anche gli altri, iscriviti, soprattutto perché tanto qui torneremo e più avanti faremo anche Monte Pietralata. E se vuoi scaricare la traccia GPS la trovi in descrizione.